Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con A Voi la Linea. La preoccupazione degli ucraini in regione sull'invasione russa nel loro paese è sempre più alta. In Friuli Venezia Giulia risiedono oltre 5.500 cittadini provenienti dall'ex Repubblica dell'Unione Sovietica. Vediamo. Gli ucraini che abitano in Friuli Venezia Giulia sono circa 5.612 e costituiscono la quarta comunità straniera più numerosa in regione. Tra questi Victoria Schiba, arrivata a Udine 20 anni fa come badante e oggi mediatrice culturale, è la presidente dell'Associazione Ucraina Friuli, che costituisce il punto di riferimento regionale per la comunità straniera. Noi stiamo seguendo le notizie che arrivano dall'Ucraina, che il nostro paese si sta preparando per combattere questa invasione. La gente si sta organizzando nei centri di difesa territoriale e si stanno preparando a questa invasione a larga scala, sperando sempre che il mondo occidentale fermerà la Russia. In Friuli Venezia Giulia quanti sono gli ucraini presenti? Sono più di 5.000 adesso. Ucraini presenti in Friuli che si occupano, lavorano in diverse imprese italiane a parte l'ambito domestico, ma sono tante persone che lavorano presso le aziende varie, fanno operai, impiegati e ci sono tanti artigiani e anche imprenditori. State mandando degli aiuti? Sì, come l'associazione noi in questi 8 lunghi anni di guerra che è sempre in corso in Ucraina, sempre stiamo mandando aiuti umanitari anche alle famiglie che hanno perso i suoi figli in guerra, ai ospedali militari, ai nostri ragazzi che combattono al fronte, li mandiamo viveri di conforto, il caffè, giusto come un gesto di solidarietà. Stanno ancora ovviamente decidendo tante persone se far arrivare qua familiari quando comincia veramente invasione aperta. Però per adesso come adesso tanti stanno ancora aspettando. Noi speriamo alla soluzione diplomatica di questa voglia della Russia di invadere il nostro paese. Speriamo che l'Occidente tenga duro e con tanti aiuti degli armamenti che abbiamo ricevuto adesso dalla Gran Bretagna e America, stiamo sperando che questo conflitto si risolverà in modo diplomatico, anche perché nel 1994 noi abbiamo consegnato il nostro arsenale nucleare, che era terzo al mondo, in cambio della nostra sicurezza, e i garanti erano la Russia, Stati Uniti e Gran Bretagna. Loro sono i garanti della nostra integrità territoriale. E come abbiamo visto che nel 2014 non ha funzionato. Noi eravamo un paese neutro per la Costituzione e siamo stati invasi da uno dei garanti e nel 2016 abbiamo modificato la Costituzione e adesso il nostro scopo è entrare in Comunità Europea e la NATO, perché per noi la NATO è una sicurezza. Ci occupiamo adesso del capoluogo friulano perché è stato presentato questa mattina all'Università di Udine il progetto di riqualificazione dell'area dell'ex ospedale psichiatrico di Sant'Osvaldo. È intervenuto anche il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione sulla pandemia. Sentiamo. Il progetto per il recupero dell'area di Sant'Osvaldo ha messo insieme politica, sanità e università con lo scopo di creare un centro di riferimento per i cittadini. Ha coinvolto anche gli studenti universitari che stanno frequentando all'Università di Udine il corso di laurea magistrale di architettura. All'Ateneo Friulano sono stati presentati 3 progetti. Avere a disposizione delle menti fresche, svincolate da delle dinamiche che non necessariamente condizionano la professione, molto ricettive, dall'altro la possibilità per loro di sperimentare su un caso applicato, concreto, molto complesso. Alla presentazione è intervenuto anche il vicegovernatore Riccardi. Noi abbiamo voluto con forza questa cosa perché intanto parliamo di un'area simbolicamente estremamente importante, perché
è l'area dell'ex manicomio, quindi ha un valore secondo me molto importante. È un pezzo di città che ha bisogno di essere rigenerata e io credo che questa alleanza tra la regione, il comune, l'azienda sanitaria, la soprintendenza e l'università consentirà intanto di far discutere di questo pezzo di città e secondo me di far discutere anche sul valore della salute mentale, di come è cambiato e di come sta ancora cambiando. Quindi ci sono aspetti sociali, aspetti culturali, aspetti ambientali e chi meglio dell'università, stimolando anche i giovani, può cercare di individuare delle soluzioni sulle quali poi la Regione potrà procedere avendo scelto in maniera importante per questa città un investimento di 25 milioni di euro. Quindi questo è lo spirito con il quale abbiamo costruito questa cosa. Io sono particolarmente contento oggi di essere qui a vedere il lavoro dei ragazzi e ritorno un po' anche indietro perché io ho studiato come loro in questa facoltà e quindi mi fa ancora più piacere essere qui. Ecco, dalle idee c'è qualche cosa, c'è qualcuna che l'ha colpita particolarmente, delle proposte? Ma ne vedo diverse, tutte molto interessanti, tutte ancorate anche su quello che è uno dei principi fondamentali, quindi non dimenticare quell'area che cos'era e il valore delle scelte che sono state fatte. Vedo un comune denominatore sull'apertura alla vita della città, nel senso che quell'area è un'area sulla quale c'era un po' paura, no? Quando abbiamo parlato anche con i membri della circoscrizione, di là di quel muro non si poteva andare, no? Quindi l'apertura è alla vita della città, quindi con diverse forme che insomma adesso ragioneremo. Sicuramente io penso che quella debba diventare simbolicamente un pezzo importante della sanità territoriale e quindi adesso declineremo il lavoro che i ragazzi hanno fatto e speriamo di mettere a terra al più presto un progetto che componga una prospettiva di recupero di quell'area. Approfittiamo del fatto di averla incontrata qui oggi anche per capire quella che è la situazione generale Covid. Si sta tornando indietro anche per quanto riguarda la ripresa delle sale operatorie, praticamente il funzionamento di tutti i servizi. Si sta pian pianino tornando alla normalità? Diciamo che noi ci stiamo preparando a questa fase che tutti auspichiamo arrivi il prima possibile. Sicuramente siamo in una fase di calo importante, non la vedevamo da tempo. Ora questo dato di riduzione del contagio deve tradursi in riduzione della domanda ospedaliera, che è quella che ci garantirebbe di poter recuperare quella parte di attività che purtroppo sono state rallentate e a volte sospese. Quindi tutti speriamo di poter entrare a pieno titolo in questa fase perché c'è un'altra sanità che attende e oggi se dovessimo fare un calcolo puntuale delle cose, lo dico da uno che è uscito dal Covid dopo 3 dosi, la sanità si è occupata di me come sta cercando di occuparsi di tutte le persone che hanno contratto il virus, ma nella sostanza la grande parte di asintomatici che impegnano la sanità oggi hanno una necessità che non è in questo momento la stessa necessità di tante altre persone che non hanno il Covid e non riescono ad avere una risposta sanitaria a causa del Covid. Dobbiamo superare questa sella con coraggio, naturalmente non sottovalutando l'impatto ancora che la pandemia ha, perché questo impatto c'è ed è ridotto dal vaccino, questi sono dati evidenti. Però dobbiamo fare una forte manovra di recupero perché le persone che hanno bisogno di una risposta sanitaria e la vedono interrotta nel tempo hanno bisogno delle cure. Parliamo adesso di spettacoli, andiamo nella destra tagliamento perché c'è stata una standing ovation ieri sera al Teatro Verdi di Pordenone dove si è esibito nell'unica data nel nord Italia il controtenore lodigiano Raffaele Pe con Virtuosissimo. Sentiamo.
L'accoglienza che si riserva alle grandi star è stata salutata ieri sera l'esibizione al Teatro Verdi di Pordenone di Raffaele Pe, il controtenore attualmente più richiesto e conteso al mondo. Descritto come a baroque star dal quotidiano londinese Times, è ormai artista di riferimento e infaticabile promotore della cultura barocca a livello internazionale. Sul palcoscenico di Pordenone ha presentato in un'unica data per il Nord Italia Virtuosissimo, un concerto nato per omaggiare le voci indimenticabili di straordinari artisti italiani quali Farinelli, Carestini, Nicolini, Senesino, Farfallino con le arie d'opera immortali di Handel e Broschi. L'ambiguità di queste voci dal soprannome leggendario, osannate al tempo nelle principali corti d'Europa, li pose in una dimensione fantasmagorica, scenografica, facendoli diventare il modello di ispirazione che per una lunga stagione colonizzò stile e tendenze. Raffaele Pe, osannato nel mondo come uno dei più grandi interpreti del 6-700 musicale, nel rendere loro omaggio si è esibito con l'ensemble La Lira di Orfeo, da lui stesso creato nel 2015. Assieme sono ormai riconosciuti come la più autorevole giovane voce mondiale per l'interpretazione del barocco. Premio Abbiati 2019, Raffaele Pe è regolare ospite delle maggiori istituzioni musicali e collabora con direttori e registi di grande prestigio. Ezio Bosso lo volle all'Arena di Verona come primo controtenore ad esibirsi nell'iconico Teatro Romano. Oltre alla sua attività concertistica e operistica, si è svelato al grande pubblico anche in una serie di apparizioni televisive. Al controtenore lodigiano il pubblico del Verdi di Pordenone ha tributato una lunghissima standing ovation finale. È il momento adesso di una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Buongiorno e bentrovati per la seconda parte di A Voi la Linea. Oggi, 14 febbraio, è la festa di San Valentino e via Prachiuso a Udine ospita oggi, come da tradizione, la festa di questo santo. Ci colleghiamo quindi in diretta con Isabella Gregoratto per saperne di più anche sulle modalità di accesso. A te la linea, Isabella. Un saluto da Borgo Prachiuso. Dopo 2 anni ritorna la festa di San Valentino. Con noi l'assessore ai grandi eventi della città di Udine, Maurizio Franz. Era importante riuscire a organizzare nuovamente questa festa molto sentita e effettivamente ce ne rendiamo conto guardando anche la partecipazione. Ma è una soddisfazione che questo evento, che come lei ha detto è molto atteso, perché l'anno scorso non si è potuto realizzare se non nella parte religiosa, ma quest'anno tornano le bancarelle, una quarantina di bancarelle, quindi torna un'occasione per i tanti visitatori di poter fare acquisti, ma anche di poter socializzare, che è importante, con attenzione poi al rispetto delle regole, perché c'è un attento controllo dei Green Pass e anche sull'utilizzo delle mascherine, che ricordo è obbligatorio all'interno della manifestazione, proprio per evitare, per fare attenzione al discorso degli assembramenti, ecco. Però la più grande soddisfazione è vedere tanta gente che circola per via Prachiuso, e quindi anche un'opportunità di rilancio economico per questo borgo storico della nostra città. Ricordo che questa festa tradizionale ha origine antica, risale al 1689. E poi stasera alle ore 18 ci sarà la funzione religiosa nella chiesetta di Borgo Prachiuso e c'è la possibilità di acquistare per tutti gli innamorati, perché questa è una festa bellissima, quella degli innamorati, la chiavetta di San Valentino e il pane benedetto.
Ecco, un'occasione questa per incontrare anche persone che magari non si vedevano da diverso tempo, vuoi per la pandemia, vuoi per un insieme di motivi. Questa è un'occasione per incontrarsi. Ecco, è il caso di Nadia Fantoni. Ecco, Nadia, tu negli anni passati, se potevi, non rinunciavi alla manifestazione? No, sono sempre, anche perché abito qui vicino e quindi è sempre stato un motivo per fare una passeggiata, per prendere la chiavetta o anche la funzione religiosa quando era possibile. Quindi sì, non manco mai a questo appuntamento, devo dire la verità. E anche per te occasione di incontrare persone che non vedevi da tempo. Sì, infatti ho incontrato te, ho incontrato anche altri amici strada facendo, quindi sì, è un piacere, anche inaspettato tra l'altro, perché non mi aspettavo di vedere tante persone e con l'occasione, quindi oltre alla passeggiata ho avuto piacere di rivedere alcune persone che non vedevo da tempo. Ecco. Vuoi salutare anche i tuoi colleghi di Telefriuli? Sì, un abbraccio a tutti veramente. Con te abbiamo iniziato e quindi è stato un piacere, quindi un abbraccio a tutti e buon San Valentino. E sentiamo anche, grazie Nadia Fantoni, e sentiamo anche i pareri di persone. Voi siete abitué di San Valentino? Quasi, Valeria, sì. Sì, un anno sì, un anno no, comunque sono contenta che è aperto finalmente, anche per vedere un po' di gente, sì. Infatti abbiamo detto un'occasione per rincontrare persone. Sì, perfetto, sì. Non so dire altro, basta. E sentiamo anche un suo parere su San Valentino. Ha avuto modo di vedere? Allora, io sono una che ogni anno frequentava questa via con questa bellissima manifestazione. Sono molto contenta che sia ricominciata e trovo che non ci siano giovani, che non ci siano le belle mascherine come anni fa. Ma magari i giovani arriveranno nel pomeriggio perché forse adesso sono impegnati, chi ha lavoro, chi a scuola. Una volta erano anche, sì, o i nonni con i bambinetti vestiti con le mascherine, e trovo che sia eccessiva tutta questa polizia, vigili urbani e carabinieri da entrambi i lati. E trovo che la chiavetta a 2,50 € sia un po' troppo cara e con questo comunque sono molto contenta che ci sia questo modo per, se non altro, bevi un Thai. Bene, ringraziamo, quindi facciamo questa chiusura da Borgo Prachiuso. Chiamo accanto a me anche l'assessore Franz per chiudere il collegamento. Prossimi appuntamenti a Udine? Adesso noi abbiamo gli appuntamenti tradizionali, diciamo legati al carnevale, anche se quest'anno naturalmente sarà in forma ridotta e quindi con la possibilità di passeggiare per le vie del centro che saranno animate con la giostra in via Mercato Vecchio per i bambini e altre animazioni in centro storico, e poi ci saranno gli appuntamenti di marzo. Naturalmente l'appuntamento più prestigioso resta la grande mostra di Casa Cavazzini, che è un'opportunità da non perdere. Ricordo che terminerà il 27 di marzo, quindi manca un mese e mezzo alla chiusura di questo importantissimo evento, che non è soltanto una grandissima manifestazione, mostra dal punto di vista artistico, ma anche per i contenuti filosofici e spirituali della forma dell'infinito, e quindi ci attendiamo una risposta adeguata in quest'ultimo mese e mezzo che manca alla chiusura della mostra. Grazie all'assessore Maurizio Franz, grazie a Paolo Bassi per le riprese, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, e i cuori di cioccolato sono il simbolo di questa giornata di San Valentino. Siamo andati a trovare il maestro cioccolatiere Giuseppe Faggiotto, titolare del Peratoner di Pordenone, che racconta come ci sia assoluto bisogno di dolcezza in un momento complicato come questo, e svela che a regalarsi i cuoricini non sono solo gli innamorati. Vediamo. Oggi è il giorno di San Valentino, siamo in compagnia di Giuseppe Faggiotto, maestro cioccolatiere e titolare del Peratoner a Pordenone, perché oggi c'è sicuramente tanta voglia nella festa degli innamorati di farsi un regalo e farsi un regalo dolce. Allora, come sta andando, come sono andati questi giorni che hanno preceduto questa ricorrenza?
È bello perché in questo momento qui effettivamente la gente ha voglia di rinascita, ha voglia di uscire da questo tunnel. La cosa fantastica è che sto vedendo, a parte gli innamorati, ed è bello perché stanno regalando cuori anche a chi non è il suo partner, quindi è un bel segnale, è una bella cosa. Abbiamo bisogno di cuori, di cuoricini, abbiamo bisogno di amore, e quindi vedo che si è mosso anche in questi giorni, bellissimo, e si sta muovendo anche il discorso carnevale, e vediamo dalle vendite naturalmente un bel segnale in su. Ecco, per San Valentino qual è insomma, la prelibatezza che ha un po' così preparato, particolare? Beh, diciamo che abbiamo preparato, a parte le torte a forma di cuore, a parte i cuori in cioccolato, c'è da dire che si è usato come a Pasqua, si è usato il cuore per mettere dentro l'anellino, per mettere dentro il regalino, e quindi insomma diciamo che la cioccolateria è andata alla grande, e anche la fantasia naturalmente, perché e poi insomma entri e la giornata è stata bella, anche chi non era innamorato si è trovato comunque il cuore anche sulla piccola pastina oppure magari sul cappuccino, e quindi il tema era il cuore, e ho visto che era allegrato la giornata. Sì, infatti appunto quanto è importante anche un po' di buon umore in questo periodo insomma un po' complicato, in cui le persone forse sono cupe, giornate come questa insomma ci danno un po' di dolcezza. Io, al di là delle polemiche che ci possono essere, noi abbiamo anche una missione, perché il cioccolato comunque è una cosa che piace al 90%, quindi è bello rallegrare sia le persone, chi lo acquista e chi lo regala, e questo è un bel segnale, specialmente dal laboratorio dolce è bello perché si dispensa dolcezza. Le persone che cosa dicono? Ecco, qual è il sentimento in questa giornata? Beh, c'è un po' di rancore, c'è tanto io lo dico un po', tanta tristezza, però torno a ripetere, in questo momento qui c'è bisogno veramente di farsi l'occhio e specialmente rincuorare chi ti è vicino, secondo noi, ed è bello perché secondo me si sta riprendendo tutto quello che abbiamo perso da 2 anni a qua. Momento complicato, c'è anche il carnevale, solitamente periodo di festa, anche voi insomma con le vostre frittelle eccetera, insomma come sta andando al di là di tutto insomma dal punto di vista degli affari? Beh, molto bene perché effettivamente abbiamo sempre uno staff che riesce a sopperire alle cose belle, alle cose brutte, e in questo momento qua posso dire molto bene. Stiamo tornando ai numeri del 2019. Lei è anche il titolare del Caffè degli Specchi a Trieste, anche lì c'è voglia insomma, di ripresa, di ripartenza, di buon umore. Ma sì, come dicevo poc'anzi, è bello perché la gente ha bisogno in questo momento di rilassarsi, di sentirsi parte dell'ambiente, e in questo momento qua sta funzionando molto bene. Infatti anche per esempio oggi abbiamo il full anche al Tomaseo, l'ultimo acquisto che abbiamo fatto, ed è bello perché vedo allegria, vedo futuro, vedo un po' di luce. Ecco, il consiglio per gli innamorati oggi: mangiare un po' di cioccolata va sempre bene? Beh sì, sono di parte purtroppo, però possiamo dire che oggi la dolcezza la farà da padrona. Questo era l'ultimo servizio per oggi, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.